Giuseppe Arnone rivolge l'attenzione anche alle prossime elezioni amministrative di Raffadali. Quali sono le ultime novità? Raffadali va liberata dal novello Putin Giacomino e dalla zarina Esterina e quindi l'impegno di tutti i democratici deve essere intenso, forte, convinto. Io sto cercando anche un locale per il comitato elettorale a Raffadali, oltre che per quello ad Agrigento. A Raffadali vanno sconfitti Giacomino, Robertino e Michele Cimino per mantenerci sulla rima. Tra breve distribuiremo i materiali per far conoscere quale sia il rapporto osceno che si è costruito tra Giacomino, capo di casa, e il clan dei Gueli di Campobello di Licata. Al momento un Gueli figlio e il genero sono in carcere con condanna irrevocabile per mafia e abbiamo visto capo di casa con Giacomino accanto urlare alla commemorazione di Gueli, sciacalli, iene e corvi agli uomini delle istituzioni che avevano debellato il clan dei Gueli. Ma di tutto questo vi è ampio modo di parlare. Io voglio rassicurare Mimmo Catuara, che ha avuto il coraggio della scelta di candidarsi vice sindaco contro Giacomino, che la parte migliore e vincente del Partito Democratico è con Mimmo Catuara. Giacomino verrà battuto e buttato fuori dal Partito Democratico quando entro breve ristabiliremo le regole, cioè che tesseramenti si fanno, le primarie si fanno, i diritti previsti dallo Statuto e i doveri previsti dallo Statuto vanno rispettati. Lei questa mattina ha sollevato il caso del pontile comunale di San Leone. Cosa denuncia in particolare? Ma noi dobbiamo comprendere ancora tutto il livello di illecito, di mistificazione, di imbrogli che ruota attorno al consigliere Giuseppe De Francisci. Le società di Giuseppe De Francisci, gli stipendi 5 milioni al mese che De Francisci costa ai contribuenti agrigentini, cioè al comune di Agrigento, il torbido patto concluso in queste elezioni tra Marco Zambuto e De Francisci. De Francisci oggi è candidato di Marco Zambuto. Allora, quando un politico gestisce società che si occupano di beni pubblici, che hanno, come dire, attinenza con fatti che riguardano l'ente che viene ad amministrare, bisogna aprire gli occhi con grandissima attenzione. Io voglio chiarezza sui pontili del porticciolo di San Leone, voglio sapere se si è perso il pontile che la Regione aveva affidato al Comune di Agrigento. Voglio conoscere qual è la situazione dei pontili del porto di San Leone in relazione agli interessi economici della famiglia De Francisci, del consigliere De Francisci, delle società che appartengono al mondo economico di questi politici De Francisci. È venuto il tempo di fare pulizia ad Agrigento.